controllare questo pallone. Attenzione perché la palla arriva in area di rigore, alla fine riesce a andare in rete il principe Davide Lefebvre, è 1-0 del Cotton Club. Rimessa che viene riconquistata dal COD, attenzione al rischio che si prende la rosa, poi Giordano si muove ai limiti dell'area, deve arrivare il cross, il duello con i numeri 10, va Giordano e proprio all'ultimo non arriva il tap-in vincente dal Cotton, vicinissimo al 2-0. Lo schema il Cotton Club, attenzione però perché perde palla Conti, non subisce fallo e allora c'è il contropiede e poi alla fine va a distendersi Santarelli, parata decisiva dell'estremo difensore del Cotton che lascia i suoi in vantaggio. Arriva intanto il calcio d'angolo spazzato via dal Cotton, Chirico prova a rimettere la palla dentro, ancora Chirico, prova il tiro e ancora Santarelli va a negare il gol al numero 3 del COD 272. Però ha giudicato assolutamente regolare. Tinazzi intanto è andata la rimessa, attenzione però perché il pallone poi arriva sui piedi del numero 9 del COD, Mattia Palmieri, ancora una volta deve andare Santarelli a negare il gol al COD. Il fischio dell'arbitro, il destro di Cilfone spazzato via dall'area di rigore, Lefebvre prova a distendere il contropiede, arriva il tiro di Matozzo e alla fine non riesce il tap-in vincente al Cotton, anche se potrebbe arrivare oltre al tiro di Cilfone il tocco per Fagioli, arriva il tiro di Cilfone e deve andare Santarelli a negare il gol al numero 16 del COD.